Quanto conta a scacchi il fattore fortuna? Ne parliamo insieme oggi. Benvenuti amici di Matto Scacco in questo nuovo video e buongiorno a tutti. Parliamo di scacchi e fortuna, due parole che forse non dovrebbero mai essere all'interno della stessa frase, o forse oggi vi farò cambiare idea. Ho letto questo interessantissimo articolo scritto dal maestro FIDE americano Nathan Solon su Lichess, lo potete leggere e tradurlo anche voi, ma oggi in qualche modo lo andremo a riassumere in questa chiacchierata, dove il maestro FIDE afferma che c'è e lo dice un maestro, quindi non un principiante, che c'è una buona dose di fortuna anche nel gioco degli scacchi. L'articolo comincia con l'autore che parla del poker. Il poker, secondo lui dice, guarda, al poker i giocatori fortissimi spesso e volentieri perdono contro i neofiti, la famosa fortuna del principiante, no? Perché il principiante non conosce ancora bene le regole, determinate strategie, eccetera, fa delle mosse imprevedibili e quella imprevedibilità e quella dose di fortuna, chiamiamolo così, riesce a mettere in difficoltà il giocatore esperto che spesso perde contro i neofiti. A scacchi, d'altro lato, un giocatore esperto, non so, un maestro di scacchi da 2200 punti, non riuscirà mai a perdere contro un giocatore che ha appena imparato le regole del gioco, che magari ha 400-500 punti di forza elo. Questo proprio è matematico che non accadrà mai. Tuttavia, ci sono alcuni fattori che anche negli scacchi riescono a determinare una buona riuscita di una partita o una sconfitta. Per esempio, se siamo all'interno di un torneo di scacchi, per esempio un torneo fatto da 5 turni, quindi 5 partite, essendo questo un numero dispari, significherà che giocherai 3 volte col bianco e 2 volte col nero, oppure 3 volte col nero e 2 volte col bianco. Ecco, è risaputo, scacchisticamente parlando, che giocare col bianco ti dà un pochettino più di tranquillità e possibilità di vincere. Quindi già solo dal sorteggio, in base a se giochi 3 partite col bianco e 2 col nero, o 3 col nero e 2 col bianco, qui c'è una certa dose di fortuna o di sfortuna. Altre cose che ovviamente non possono dipendere da noi è lo stato in cui sono i nostri avversari. Sono uno stato d'animo rilassato, hanno dormito, si sono riposati, arrivano da una settimana tranquilla o arrivano da una settimana di stress. Tutti questi elementi fanno la differenza. Oppure a volte può capitare che facciamo un torneo particolarmente buono, se andiamo a analizzarlo sicuramente avremo giocato delle ottime partite, ma magari andiamo a notare che ci hanno giocato tutti i giocatori sempre quell'apertura, sempre quella variante di quell'apertura che noi conosciamo benissimo e che abbiamo tutto sotto controllo. E se avessero giocato altre aperture o altre varianti, sicuramente ci saremmo trovati in difficoltà. Quello è sicuramente un fattore fortuna che noi non possiamo controllare, ma ci sono tanti altri elementi che sicuramente non possiamo controllare che influiscono sul nostro andamento. Oppure ti ritrovi a vincere una partita perché il tuo avversario è entrato in una variante particolare, in una serie di cambi che neanche tu eri riuscito a calcolare, ma alla fine di questi cambi in qualche modo ti ritrovi meglio, oppure c'è un colpo tattico che nessuno dei due era riuscito a vedere sulla scacchiera, ma che poi quando ti sei presentato a distanza solo di una mossa sei riuscito a vederlo. Quindi ci sono tante cose che fanno la differenza. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. Ti sarà capitato di immergerti negli scacchi, quindi studiare scacchi magari 2 ore al giorno, seguire corsi, eccetera, e nonostante ciò magari perdevi le partite successive, perdevi il torneo successivo e questo ti faceva credere che tutto ciò che stai facendo o che lo stai facendo male o che non serviva a nulla. Oppure, viceversa, ti è capitato di fare un periodo in cui non tocchi gli scacchi da settimane, fai delle partite, fai dei tornei e questi ti vanno particolarmente bene. Ecco, in questo lato, diciamo, c'è una componente di fortuna. Oppure, come la piace definire l'autore dell'articolo, la varianza, ossia quel termine che lui utilizza per mettere quelle possibilità che non dipendono da noi, che comunque ci sono, quei fattori che comunque ci sono all'interno di una partita di scacchi. A scacchi poi noi abbiamo il punteggio elo, questo punteggio, questi numeri che vanno a raffigurare la nostra ipotetica forza di gioco. Tu vali 1000 punti, tu vali 1500 punti, tu vali 2000 punti.
E il calcolo dell'elo è, l'abbiamo spiegato varie volte, facciamo un riassunto velocissimo all'interno di questo video. Essenzialmente, se tu giochi con un giocatore del tuo stesso punteggio elo, tu sei 1500, giochi con un 1500, se vinci, vincerai 9 punti, 10 punti e così via. Se tu da 1500 punti giochi contro un giocatore molto più forte di te, 1900 punti, quindi vi distate di 400 punti, se vinci vincerai tanti punti perché secondo l'elo tu dovevi perdere, perché eri 400 punti più debole. Se riesci a vincere il tuo punteggio schizzerà alle stelle. Ovviamente la stessa cosa vale al contrario, se tu hai 1500 punti e perdi contro un giocatore da 1000, il tuo elo si abbasserà tantissimo. Insomma, questo è più o meno il funzionamento. Tuttavia, questo funzionamento sarebbe un po' da ritoccare da tanti punti di vista, ci sono tante cose che sono cambiate, basta semplicemente pensare che una volta un giocatore quando si iscriveva alla FIDE o alla Federazione Scacchistica Italiana partiva da 1440, quindi tu non hai fatto nessun torneo, partivi da 1440, oggi parti da 1000. Quindi quei 400 punti che fine hanno fatto? Quindi oggi ci sono giocatori che magari avevano 1440, hanno fatto 200 punti e sono andati a 1640, e oggi giocatori che da 1000 hanno fatto 200 punti e vanno a 1200. Quindi un 1200 di oggi è ipoteticamente forte quanto un 1640? Queste sono cose da considerare. E se il 1640 perde contro il 1240, cosa succede? So io cosa succede. Quindi sicuramente ci sarebbero tante cose da rivedere, ma diciamo il calcolo dell'elo va essenzialmente per statistica. Secondo il calcolo ufficiale, un giocatore che sfida un altro giocatore che ha 200 punti in meno, per esempio, supponiamo che un 1600 punti sfida un 1400, la probabilità che vinca è del 75% di volte. Quindi il giocatore da 1600 che gioca contro il 1400 dovrebbe vincere su 10 partite 7 partite e mezza. Ed è veramente così? E questo l'abbiamo scoperto attraverso degli esperimenti. Un programmatore ha provato a fare anche delle statistiche e non è così. Un giocatore da 1600 che sfida uno da 1400 non vince sempre 7 partite e mezza su 10. Non succede assolutamente così. E possiamo vedere come un giocatore, per esempio da un punteggio di 1500, possa fare anche delle escursioni rapide del punteggio, ma queste non significano nulla. Per esempio, se guardiamo questo grafico, un giocatore da 1500 può fare una grandissima impennata e arrivare in poco tempo a 1600, e questo gli farà credere che il suo studio, i suoi piani di studio che ha effettuato che stiano andando molto bene, però lui continua a studiare, magari anche seguito da un grande maestro, però subito dopo questo elo scende a picco e poi ritorna su per poi toccare quasi 1400 punti. E quindi questo giocatore, quando tocca i 1400 punti, come si sentirà? Demoralizzato, si sentirà ok, gli scacchi non fanno per me, eccetera. Ma se questa persona tiene botta, che cosa succede? Che a distanza di tempo ritorna ai suoi 1500 punti. Quindi stiamo parlando di una persona che vale 1500 punti, ma che a volte vale 1600, a volte tocca i 1400. E quindi quando questo giocatore che ha toccato i 1600 punti arriva a un certo punto ad avere 1400 punti, è chiaro che quando giocherà contro un giocatore da 1600, quello da 1600 non sta giocando contro questo da 1400. Non so se è chiaro il discorso. Quindi anche qui il discorso fortuna. L'avversario che incontri vale davvero 1400 punti o è in oscillazione? Oppure un ragazzo che si è appena iscritto che sta facendo una grande salita? Questa è una bella domanda. Sono tutte cose da considerare. Questo grafico che cosa sta a spiegare? Che cosa vorrebbe spiegare? È che nel breve periodo possiamo fare tantissimi punti oppure possiamo perderne tantissimi. Questo non significa assolutamente nulla. È nel medio-lungo periodo che si vede veramente la tua forza di gioco. Quindi se 2 tornei sono andati bene o se 2 tornei sono andati male non significa assolutamente nulla. Puoi aver avuto particolarmente fortuna o puoi aver avuto particolarmente sfortuna. Se da qui a un anno il tuo andamento è totalmente negativo, allora significa che probabilmente c'è qualcosa che magari devi rivedere all'interno del tuo piano di studi. Ma se da qui a un anno in qualche modo la tua statistica è a salire, anche con alti e bassi,
beh, questo è chiaramente indicativo. Quindi il mio consiglio, che poi è un consiglio che do anche a me stesso, è non essere molto attaccato al tuo punteggio, anche perché ci sono due grandi differenze: il punteggio online, che vale pressopoco nulla, e il tuo punteggio reale. Noi siamo abituati nel punteggio online a vedere veramente escursioni interessanti, anche perché online generalmente si gioca Blitz sono partite a 3 minuti, uno può fare potenzialmente anche 40 partite in un giorno Blitz, e con 40 partite puoi salire anche di 150 punti o perdere 150 punti in una giornata. Nel gioco standard, quello ragionato a tempo lungo dal vivo, e non è così facile fare 40 partite. 40 partite le riesci a fare, se tutto va bene, in 3 mesi, ma proprio devi fare un calendario fitto di tornei, ma veramente, veramente fitto. E quindi è chiaro che se tu dici, ok, io online com'è possibile che magari ho questo punteggio e nel gioco dal vivo non riesco a raggiungerlo? A parte che sono due punteggi completamente differenti, ma è molto probabile ed è molto possibile che tu debba giocare ancora un 50, 100, 150 partite dal vivo affinché il tuo punteggio sul lungo periodo si avvicini il più possibile a quello che tu hai online. E alla fine dell'articolo l'autore suggerisce, quindi una volta che abbiamo capito che nel mondo degli scacchi c'è comunque una componente di fortuna o questa famosa varianza, ossia questi fattori sulla quale noi non abbiamo alcun tipo di controllo, lui dice la prima cosa è lo stesso consiglio, che le stesse lezioni che imparano i giocatori che giocano a poker. La prima cosa è focalizzarsi sul processo e non sui risultati. Noi scacchisti siamo attaccati al punteggio Elo più che dei punti della patente. Lui dice focalizzati sul processo e non sui risultati, perché i risultati ovviamente li vedrai sul lungo termine, sul lungo periodo. Quindi ragazzi, queste sono le considerazioni che fa l'autore, che abbiamo fatto insieme all'interno di questo video. Fatemi sapere con un commento qui sotto come la pensate, perché io penso che questo sia un argomento molto delicato e onestamente, appunto, dicendo la mia, credo che ci sia una dose di fortuna che ovviamente non è minimamente paragonabile a quella che ci può essere in un gioco come il poker. A scacchi è più sotto controllo e penso che più cresca il punteggio, quindi parliamo di livelli magistrali, grande maestro così, e più questo fattore fortuna va a diminuire, anche se lo abbiamo potuto vedere nel torneo dei candidati e in altre situazioni. Adesso il campione del mondo è Ding Liren, ma sarebbe potuto essere Nepo, sarebbe potuto essere Caruana, sarebbe potuto essere qualsiasi altro, che sono tutti giocatori veramente al top mondiale, solo che Ding si è avuto la fortuna di essere al terzo posto al torneo dei candidati, al secondo scusami, che Carlsen si è ritirato, quindi Ding si è ritrovato a sfidare Nepo, e poi solo grazie a quel caso lì Ding è diventato campione del mondo, grazie a determinati fattori che lui non ha potuto prevedere.